Seconda lettera ai Corinzi. Paoli, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, il frate Timoteo, alla Chiesa di Dio e a tutti i Corinti, e a tutti i santi di tutta la Caia. Grazie a altri e pace da parte di Dio, nostri pari e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sei al Dio, pari dal Signore nostro Gesù Cristo, pari di misericordie e Dio di ogni conforto, che nos conforta in ogni nostra tribolazione, perché podim confortare che si chiatin in ogni sorta di tribolazione, con quel conforto che anche noi ovin di Dio. Di fatto, come che cresce di un continuo i patimenti di Cristo, così in virtù di Cristo, al crescere di un continuo, anche il nostro conforto, e quando sin tribulas, alle per vostra consolazione e salvezza, e quando sin confortas, alle per vostri conforto, che si palese da sopportare con forza i stessi patimenti che ho sopportato anche noi. Ho sempre di speranza sul vostri convinto che come che ho chiappai spart dai patimenti, così ho chiappai spart anche te consolazione. Di fatto, non voglio che restai sta ignoranza, frades, a riguardo le tribolazioni che non si è capitata in Asia. Ho sempre spestato fuori di misure, più di quel che potevo sopportare, che anzi non erano più sicuri neanche di vite, ma ho vinto solo di noi la sentenza di morte che non si fidasse in più di noi, ma di Dio che resuscita i morti. Lui però non sa liberare di una morte così brutta e non libererà. Ho vinto speranza in Lui che nos libererà anche mo, in grazia dagli autori delle vostre preghiere per noi, di modo che come che in tante persone non sanno fatto il piacere, così a sedi in tanti anche a ringraziare per noi. Questa è in verità la nostra bravura, la testimonianza delle coscienze di essi si comportasse al mondo e sono ridotti con voi con la chiarezza e la schiettezza di Dio, non con la sapienza di chiaro, ma con la grazia di Dio. E anche noi scriviamo in maniera differente di quel che potete lei e capire. O speri anche che capisserete fin da più che come che in par nos vi già capis che no o sin la vostra bravura, come che voi o sareis la nostra tradita Signor Gesù. Con queste sicurezze avevi deciduto un printin di venire di voi perché ho chiappassis una seconda grazia e di là dopo in Macedonia, per tornare da Macedonia di nuovo fra di voi e così essi accompagnati di voi in Giudea. In questo progetto si sono comportati con poca serietà, o quel che ho deciso, lo deciso secondo chiaro, di modo di tanto, sì che non ho, come che è vero che Dio ha le parole, le nostre parole, dai vostri confronti, non è sì e no, perché che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato predicato fra me di voi, di me, di Silvano e di Timoteo, non è stato sì e no, ma in lui è stato dome il sì. In lui tutte le promesse di Dio sono diventate sì, perché mediante di lui va a Dio anche il nostro ame per sua gloria. E Dio stesso nos conferma insieme con voi in Cristo e nos ha ungiuto e nos ha dato il sigillo e la capare da spirito dai nostri scuri. Io ho clami Dio di testimoni sulla mia vita, che ho fatto di manco di venire a Corinto per sparagnaus. No, non intendiamo di fare di parole sulla vostra fede, ma vogliamo lavorare con voi per vostra contentezza, perché che riguarda la fede o sei già salvo.